Martedì 23 maggio, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Rientra nel giardino di casa scavalcando la recinzione perché ha dimenticato le chiavi e rischia di finire sbranata dai suoi 3 cani. È successo a Castano I, dove la sfortunata protagonista della vicenda, una donna di 76 anni, è stata letteralmente tratta in salvo dal pronto intervento dei vicini. Stavo passando in auto lungo la via Ponte Castano quando ho visto una donna molto agitata che si muoveva e gridava. Mi sono fermato, racconta un residente, Daniele Boldini, le ho chiesto cosa fosse successo e lei ha urlato: stanno ammazzando la mamma, i cani sbranano la mamma. Ho parcheggiato e sceso dall'auto, ho notato gli animali che si accanivano sulla signora. In pochi minuti, con l'aiuto di altri vicini, l'uomo è riuscito ad allontanare i 3 cani corsi che probabilmente avevano aggredito l'anziana sentendosi minacciati dall'ingresso attraverso la recinzione e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e ambulanza. La donna è stata ricoverata in ospedale con ferite su varie parti del corpo. I cani sono stati affidati al servizio veterinario della TS e sul fatto indagano i carabinieri. Un curioso fuori programma questa mattina di fronte al Tribunale di Varese, protagonisti 2 sciami di api, ce ne parla Massimiliano Martini. L'ape regina ha scelto il cestino di una bicicletta parcheggiata davanti al Tribunale di Varese per costruire l'alveare e così in pochi minuti la 2 ruote è stata invasa da uno sciame di api. Il singolare spettacolo ha attirato decine di curiosi in piazza Cacciatori delle Alpi nella tarda mattinata di oggi. In un primo momento gli insetti si sono divisi tra 2 biciclette occupando cestini e ruote anteriori, per poi concentrarsi su una sola, di proprietà di un avvocato che era impegnato in udienza. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, è stato un pompiere a far entrare le api in un'arnia, poi affidata a un apicoltore. Esattamente 2 anni fa, il 23 maggio del 2021, la tragedia del Mottarone, con la cabina della funivia che si schiantò al suolo, uccidendo 14 persone. Su prealpina.it un ampio servizio con l'approfondimento sull'indagine e sulle cerimonie di questa mattina in ricordo delle vittime. Il servizio di Maria Elisa Gualandris. Era gremita dai familiari delle vittime, ma anche dalle autorità del territorio e dai tanti soccorritori che quel 23 maggio 2021 arrivarono sulla scena del disastro, la chiesetta della Madonna della Neve, dove questa mattina in cima al Mottarone è stata celebrata una messa nel secondo anniversario della tragedia della funivia. Il parroco di Stresa, Don Gianluca Villa, non ha usato mezzi termini nel chiedere giustizia. Ha detto che non si è trattato di un castigo divino, non di un destino crudele, non del fato, ma di persone con la coscienza intorpidita nella logica del tanto non capita nulla, che hanno causato la morte di 14 innocenti, e ha chiesto che un processo restituisca la speranza e la fiducia nella giustizia e nelle istituzioni. Al termine della celebrazione toccante l'incontro tra i nonni del piccolo Eitan, i genitori del papà del bambino che ricordiamo è l'unico sopravvissuto della tragedia, che però hanno perso quel giorno il figlio, un nipotino e la nuora, che hanno voluto ringraziare la sindaca stresiana Marcella Severino e la procuratrice Olimpia Bossi, presente al Mottarone con la sostituta Laura Carrera. È sempre un momento importante per loro, ha detto l'avvocato della famiglia Biran Emanuele Zanalda. Le vittime chiedono giustizia, tutti chiedono giustizia, e ha rilanciato anche su un altro importante tema, quello dei risarcimenti. Non abbiamo ancora ricevuto offerte né contatti da parte della compagnia che assicura Leitner, ha detto Zanalda. Andiamo ora a Busto Arsizio. Questa mattina a Malpensa Fiere si è svolto My Job Day, l'iniziativa promossa dall'ente bilaterale del terziario della provincia di Varese, con 25 imprese che hanno incontrato giovani e meno giovani in cerca di un impiego. Un'iniziativa di grande successo di cui ci racconta tutto Francesco Inguscio con le immagini di Matteo Canevari dell'agenzia Blitz. Si è svolto stamattina a Malpensa Fiere il My Job Day del terziario, organizzato dall'ente bilaterale del terziario di Varese. 25 aziende del territorio in cerca di personale hanno sostenuto decine di colloqui di lavoro con persone di ogni età in cerca di occupazione. Un quarto d'ora di confronto tra imprese e candidati utile a gettare le basi per una vera e propria proposta contrattuale. Una settantina di studenti delle scuole superiori e professionali di Varese, Tradate e Bisuschio hanno anche potuto fruire di un momento formativo su come preparare un curriculum, approcciarsi al colloquio di lavoro o preparare una buona presentazione su LinkedIn.
L'obiettivo dell'evento è quello di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, spiega Giuseppe D'Acquaro, presidente dell'ente bilaterale terziario Varese. Le 2 precedenti edizioni sul turismo hanno dato riscontri soddisfacenti e a giudicare dai primi commenti raccolti tra i responsabili delle risorse umane e i candidati, anche l'appuntamento sul terziario ha centrato l'obiettivo. A Palazzo Estense, sede del Comune di Varese, l'assessore alla Polizia Locale Raffaele Catalano ha presentato il nuovo sistema di videosorveglianza che proteggerà la città. Vediamo le sue parole nel servizio di Elisa Petroscelli. La tecnologia al servizio della sicurezza e la sicurezza al servizio dei cittadini. Questa è fondamentalmente l'equazione. Io non posso che parlare della sicurezza urbana e tutti sanno che la sicurezza urbana ha un pilastro imprescindibile, che è quello della videosorveglianza. La videosorveglianza viene intesa dai cittadini come uno strumento di percezione maggiore di sicurezza. Un anno fa noi abbiamo presentato alla cittadinanza la nuova centrale operativa della Polizia Locale, ma soprattutto abbiamo evidenziato il fatto che la nostra rete di videosorveglianza è collegata con le sale operative di Questura, Carabinieri e Polizia di Stato. Oggi siamo qui per presentare un ulteriore intervento in materia di videosorveglianza, e cioè la realizzazione di una rete di videosorveglianza all'interno di alcuni dei nostri meravigliosi parchi. Sono il Parco Perelli, Villa Milius, Mantegazza e i Giardini Estensi. Oggi 23 maggio, 31esimo anniversario della strage di Capaci. Sono tantissime le iniziative in tutta Italia nel ricordo di Giovanni Falcone e delle altre vittime dell'attentato. Gianluigi Saibene ci porta a Saronno, dove i ragazzi delle scuole cittadine hanno partecipato alla Marcia per la Legalità. Le immagini sono di Domenico Ghiotto dell'agenzia Blitz. Tutti in marcia questa mattina a Saronno per la legalità. Circa 1200 studenti degli istituti superiori cittadini hanno partecipato alla Marcia della Legalità, organizzata dal presidio Rita Atria, con l'associazione Amici del Legnani, in occasione del 31esimo anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice antimafia Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della sua scorta. L'iniziativa è stata sostenuta e coordinata dall'assessorato alla pubblica istruzione di Gabriele Musarò. Gli studenti delle superiori, assieme anche ad alcune classi delle terze medie, sono prima ritrovati sul piazzale Santuario per dirigersi in seguito in corteo, scortati dalla polizia locale, verso il centro storico. E infine, al parco del seminario, sempre nella zona del santuario, gli studenti sono stati protagonisti di diverse altre attività, con installazioni riguardanti la legalità e la lotta alla mafia. Sono intervenuti un commissario di polizia dello Stato e un giornalista antimafia. Ci sono state poi alcune letture accompagnate da dei momenti musicali. A Varese, ai Giardini Estensi, Coldiretti ha radunato centinaia di alunni delle scuole cittadine per una lezione su cibo, educazione civica e ambientale. Adriana Morlacchi ci racconta nel dettaglio l'iniziativa, immagini Blitz. I Giardini Estensi si sono tinti di giallo questa mattina per festeggiare la conclusione del progetto didattico L'agricoltura in classe di Coldiretti. Nel parterre dei giardini sono stati allestiti 15 laboratori agricoli, tra cui quelli di filatura della lana, apicoltura, piante aromatiche. Alle attività hanno partecipato circa 600 studenti. Il progetto didattico L'agricoltura in classe è stato realizzato grazie a un protocollo d'intesa siglato da Coldiretti Nazionale e dal MIUR. Sapere cosa mangiamo, qual è il rapporto con il territorio e quali aziende lavorano per garantirci una sana e corretta alimentazione è un percorso educativo davvero arricchente, ha precisato Fernando Fiori, presidente di Coldiretti Varese. Sempre a Varese compie 20 anni il coro del liceo classico Cairoli, il servizio di Barbara Zanetti. Sabato 27 alle ore 21 alla Chiesa della Brunella si terrà un grandissimo concerto in occasione dei 20 anni del coro del liceo classico Cairoli. Sarà un concerto, un evento unico, perché oltre ovviamente ai coristi che fanno parte tutt'oggi del coro, avremo una formazione, questa è proprio una chicca, avremo una formazione di circa
80 coristi che sono, diciamo, che vengono ex coristi, quindi che arrivano da anche 20 anni fa, insomma, diciamo i primi che hanno creduto e hanno voluto fortemente appunto la nascita di questo coro. Ovviamente la serata sarà diretta dal maestro Alessandro Cadario, che è colui che è il fondatore del nostro coro, e dal maestro Cifani che collabora appunto con il maestro Cadario. Siete tutti attesi, ingresso libero. Questa era l'ultima notizia, vi diamo appuntamento domani come al solito alle 19 e vi auguriamo una buona serata.